gentile pubblico di Aragona. Alberta Terrasi è la Miss Aragona 2012, cosa rappresenta per te questo riconoscimento? Cosa vuol dire per te questa vittoria? Per me è importantissimo aver vinto, sono davvero soddisfatta, non credevo di vincere, ho partecipato solo per divertirmi, è stato davvero emozionante, devo dire, una bella esperienza, si conoscono nuove persone, ti diverti e non ci pensi. Dedica particolare per questa vittoria? Ai miei genitori, a mia sorella che finora mi hanno sostenuta in questo campo. Fosca Iaria alla sfilata concorso di Aragona vince la fascia di Miss Eleganza, un altro importante riconoscimento per te. Sì, sono contentissima anche per questa volta la fascia di Miss Eleganza. Cosa rappresenta per te questo premio, questo riconoscimento? Un ottimo obiettivo che mi porta ad andare avanti ancora col mondo della moda. Che serata è stata? È una bella serata, anche qui abbiamo fatto nuove conoscenze, nuove amicizie, è stata veramente ben organizzata, trucco, parrucco, tutto, una bella esperienza. Santina Serio vince ad Aragona la fascia Miss Volto TV, cosa rappresenta per te questo traguardo? È sempre un piacere vincere questa fascia, poi per me è la prima volta che la vinco. È sempre un piacere partecipare alle sfilate. Cosa vuol dire per te calcare una passerella? Vabbè, è sempre una passione, un piacere, è quello che mi piace fare. Sono molto emozionato, che non me l'aspettavo, a dire la verità. E niente, sono molto contento, va. Però abbiamo vinto tutti allo stesso tempo. Che serata è stata? È molto divertente, abbiamo fatto nuove conoscenze e l'importante è questo. E invece per Danna un altro importante traguardo, Mister Eleganza. Sì, sono orgoglioso di questa vittoria, comunque non me l'aspettavo, è bello ricevere, un'onorificenza da parte della giuria, sono molto felice, mi sono divertito tanto. Per te non è la prima volta sulla passerella, ma cosa vuol dire per te partecipare ai concorsi di bellezza? È una cosa anzitutto divertente, che comunque mi prende alla fine, ho stretto amicizia anche con i ragazzi che siamo un bel gruppo, partecipiamo spesso assieme. Oltre a questo, che dire, mi rende anche felice, mi diverte. Ecco la coppia numero 3.